Dopo le proteste, il governo regionale si muove e istituisce l'unità di crisi sull'agricoltura con l'obiettivo di fronteggiare le gravi difficoltà che il settore sta vivendo in Sicilia come nel resto di Europa. A presiederla sarà l'assessore regionale al ramo Luca Sammartino. La prima riunione è prevista per martedì prossimo alle ore 15 a Palazzo d'Orléans, alla presenza del presidente della regione Renato Schifani. Ne faranno parte, oltre all'assessore, i dirigenti generali dei dipartimenti agricoltura, attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, acqua e rifiuti e protezione civile, oltre al segretario generale dell'autorità di bacino. Tra i compiti della commissione, ricevere le segnalazioni delle aree più colpite, ad esempio gli allevamenti senza acqua, e richiedere l'eventuale intervento della protezione civile coinvolgendo anche i comuni, individuare le necessità di deroghe e provvedimenti che derivano dallo stato di crisi che bloccano altri percorsi, come per esempio l'agricoltura biologica. E ancora inglobare le strategie di adattamento climatico dell'agricoltura nei bandi del piano strategico della politica agricola comune, analizzando gli effetti del PNRR e valutando la cancellazione di sussidi ambientalmente dannosi, come quelli ad esempio sul gasolio agricolo. La commissione sarà aperta al confronto con le associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e rappresentanti del settore agricolo.